Oggi prepariamo una caponata siciliana. La caponata siciliana è formata da vari ingredienti. Dalle melenzane alla cipolla, al sedano, capperi e olive e un po' di concentrato di pomodoro. Ogni singolo ortaggio deve essere fritto separatamente. Poi si va a friggere la melenzana, si va a friggere il sedano a parte, la carota a parte. Dopo aver fritto tutti gli ingredienti si vanno ad assemblare tutti quanti insieme in una ciotola. A parte andiamo a preparare una salsa di pomodoro che andiamo ad amalgamare insieme a tutta la composta che abbiamo fatto prima. Il piatto è pronto. Il piatto è pronto, buon appetito.